Eccoci qui, voglio buonasera, un bacio a tutti, ci siamo, eccoci qua, come ci facciamo sul brutto, voglio quando che si capilla a cifrone, che non cazzo mette già barba lunga a moicano, e vabbè, voglio, ci siamo, eccoci qua, penso che siamo in diretta, penso che hagi premuto, perché sì, ho premuto, effettivamente ci siamo. Allora, ragazzi belli, 21:32, sempre un paio di minuti di ritardo, come mio solito, ma stasera ci stavano tutti perché si sono cuofani voi che aveva già salutato e mi sono scritto tutti i nomi, ecco qua come sempre, veramente stiamo sempre formando dei palazzi che crolleranno, ovviamente pieni di nomi. Allora passo subito a salutare i primi nomi che sono, allora i primi sono la famiglia Cantone, questa sera che intanto sta scivolando da sembra a cagamenti di cazzo, vediamo un attimo se è per me, non si può mai sapere, ma non credo, risponderanno dall'altro lato forse. C'è una risposta, a posto. Vabbè, comunque dicevamo, voglio salutare la famiglia Cantone, che sono i primi che mi hanno scritto Mario, Ubaldo, che mi ricordo pure la data, saluto padre Mario, Giacomo, e poi c'è sta coccata casa caduta, ma scusate, no, sono tre familiari, la famiglia. Poi ci sta Giusy Reccia, Lorenzo Migliaccia alla Svezia, lo saluto sempre, ci sta sempre a tutte le live, lo voglio bene. Poi Davide Barbato, Massimo Barbato e Rita, che sarebbe la mamma di Davide, se non sbaglio, quindi anche la famiglia Barbato questa sera, due famiglie ci seguono, quindi stasera non posso dire parolacce, io non posso dire male sarà molto difficile, un'ora senza dire una parolaccia non lo so se ci riesco. Poi ci sta Ludovico Maffei, lo saluto, Francesco Romano, Valentina Catanzaro da Crotone, veramente sempre presente pure lei, la senza avere la roba, Castaldo, facetti battaccio, io penso quando proprio Ale non mi scrive battaccio, non passa live perché sennò a busco. Armando Ineguale, Anna Venezia, che ogni volta mi dice salutami in un modo diverso, ma come cazzo ti saluto Anna? Io non so come ti saluto. Poi ci sta più Angelo Mazzella, una grande casa caduta, oramai lo conosciamo, Pasquale Martuscello, Marco Naso, Mariano Tramontano, Vittorio Nociglio, che pure loro ci stanno sempre in coppia, Tramontano e Nociglio, e Michele Centanni, Martina Tomo, e Martina Tomo, tra l'altro, ha scritto, cioè la live si chiama con quello che hai scritto tu, praticamente hai scritto mi saluti, e io così ha chiamata la, mi saluti ti prego, l'ha chiamata così perché ho fatto su Facebook, penso che l'avevi visto, no? Ha detto io decidevo il titolo di questa live, oh, ma il titolo non successe, qualcuno mi faceva ridere, c'era 50 sfumature di Cerrone, 50 sfumature di MD, pure mi era piaciuto, e mi era piaciuto lui là che faceva Bianco, Rosso e Cerrone, pure era bello, che era un film di Carlo Verdone. E vabbè, Martina Tomo l'ha già salutata, Raffaele Asprigno e Andrea Fusco. Oh, ok, eccoli qua, io i saluti l'ho già fatto, ma c'hanno 40 minuti per fare, per fare tutti questi saluti, però è una cosa che si deve fare perché mi piace pure io salutare cose varie. Allora, andiamo a vedere chi sta collegato in diretta, ma vedrete, io mi aspetto sempre il primo commento di Forza Azzurri perché Forza Azzurri è capace di scendere stamattina, come metto o link subito vuole commentare, infatti questa volta finalmente è arrivato primo. Buonasera Cerone, grande Forza Azzurri. Pasquale Martuscello ha detto no, sono il primo, no, è stato Forza Azzurri, tu sei arrivato secondo. Allora, Pasquale Martuscello, cioè, ricordati il sito si chiama Reviews, in un sito che si chiama Reviews, io la getta così, ma non so se si dice così, comunque leggetelo, insomma, è un bel sito, che la visita e tutto questo a questo. Salvatore Cimmino, tutti quei titoli e metti mi saluti ti prego, ma perché voglio tutto titolo poco troppo nessuno che era proprio sì, ma hanno fatto ridere perché mi hanno fatto ridere, però mi piaceva spiazzarvi in questo punto di vista qua e va spiazzato perché ha chiuso un saluto che meno vi aspettavate. Allora, Sivero Fabio, geniale il nome della live, no, non è geniale, è il più spiazzante più che altro. Marco Schettino lo saluto, buonasera c'è Rocchio, dice ovviamente il nostro Angelo Mazzilla col suo canale Godzilla. Andrea Catalano, Cero salutami a me alla la carpa di Max Miranda, magari non pesce su Max Miranda, è una carpa, non ci capite della carpa, perché una carpa comunque vado indietro, che avresti commento un attimo, Pasquale Guidone, buonasera Cerone, ci manco da tempo, ma resti sempre in dovoni, veramente ti amo, veramente proprio arricchiunammo proprio, te lo sto dicendo, e veramente faccio, salutami a me e la mia ragazza Antonella la Bella, Antonella la Bella, non so che si chiama così,
la bella, forse la bella, non lo so, sarà bella, penso, e la saluto, Pasquale e Antonella, vi saluto tutti. Viva Patano, io prima così questo canale, ve lo giuro veramente, Viva a Patana si chiama, c'è lo sito, fai crescere i capelli, può fare Gesù e casa caruta, e no, ma io i capelli, ma guarda, cioè, verità, io non me li sono mai fatti crescere più di, cioè, non mi mai fatto crescere i capelli, fondamentalmente, ce l'ho avuti mai lunghi, i capelli, solo che tenga la capa rossa, quindi sarebbe improponibile vedermi con i capelli lunghi, con la capa rossa, cioè, paresse Tarzan, non so, Tevez, quindi non mi conviene farmi crescere i capelli. Sì, effettivamente non mi hai mai fatto crescere i capelli. Mi hai fatto un sasso, mi hai fatto quel pizzico di malinconia che diceva in Davide tu ti potevi far crescere i capelli. No, non mi hai mai fatto crescere. Quindi ora stiamo, oramai sto perdendo, quindi non c'è manco più la possibilità di farseli crescere. Vabbè. Forza Zurice, c'è lo sicurere Tug Life. Sì, a proposito di Tug Life, per chi non l'avesse ancora visto oggi messo una Tug Life sul Facebook e ad averla presa, non l'avete vista. Che cazzo. No, mi piace il Tug Life, a essere sincero, è una cosa che io forse la gitto pure la volta, non mi ricordo, ma appena l'ho vista su internet, si Tug Life, mi sono innamorato, ho detto, mamma, è bellissimo, stava come facevo proprio ridere adesso, delle Tug Life e mi sono scervellato un po' a pensarne qualcuna da poter fare, no? Poter fare e mi ha aiutato a fare un paio ne ho fatte tre in totale, se non ve le siete viste comunque le trovate su un coppo profilo Facebook mio e vabbè comunque ne faremo altre, mo rimane, ma ne faccio un'altra, poi ne tengo una in capo e prima arriviamo. E vabbè, andiamo avanti. Allora, Andrea Catalano dice: Stasera tua moglie è rimasta a casa. Oh, mia moglie è venuta da poco, anzi, ne ci manca mangiato oggi, non so come, non sto ancora con meno pazzo, vabbè, perché oggi mangiamo i piatti pasta a casa caruta proprio diciamo proprio diplomata e quindi non tengo ancora fame, ma poi sono venuto a mangiare i biscotti a volo dell'MD ovviamente perché non tradirei mai il mio marchio e non mi manco fame sinceramente so a posto, mangerò dopo la live tranquillamente, ma può essere una bella e buona nota di 10 ma mangio computer a Nazabui, potrebbe anche succedere questa cosa qua, però qui è mosso ancora tranquillo. Allora, Mariano Tramontano, c'è lo stasera Vittorio Nociglio, fanno poco e più tardi, però ha assicurato che partecipa. Mi piace questo fatto, no, io sono contento ovviamente di questa cosa qua, ma non c'è bisogno che lo dice. Vabbè, perché l'ha già salutato, vabbè, ma comunque no, fai... Anni Pianese, cioè, voglio un'altra Tug Life, no, mi fa piacere che vi piace questo fatto della Tug Life, perché pure a me mi piace farle, guarda, per la verità, non sono proprio facili da pensare, per la verità, perché infatti non tanti si sono cimentati a farle, nel senso che quando fanno i video non ho visto che stanno misi a fare live perché alle pensare un cazzo a cacà perché ovviamente tu la devi pure pensare in maniera tua allora a me ho pensato fatto la busta LMD ho pensato fatto lo kebab il fatto lo kebab veramente è cioè io veramente quando va a vedere il kebab quando ho imparato riesce kebab e me ne deve dare un omaggio sono troppo contento che chi lo fa magari se a me e mia moglie pigliamo due kebab viene a fare 7 euro no? E io dico due kebab e chi lo fa 7 euro e belle buone ci schiatta la carta innanzi all'occhio di fratello a lui 3,50 che mi sentono bucchino quindi questa Tug Life si sposa bene con queste cose della mia vita e quindi per questo l'ho fatta e poi è capitato il fatto con McDonald's che proprio a pennello era proprio una Tug Life proprio in pieno mi piaceva fa si è venuto McDonald's a fare sta stronzata in settimana perché c'è questa cosa vabbè. Godzilla capo tra l'altro ecco Godzilla dice c'era una la pagata la colazione la cosa bella qual è stata che noi allora ci stava questa cosa del McDonald's, no? E allora ci stavo, ci chiamata vicino, un mi ha detto, frate, ma è assolutamente un McDonald's, ma fa sta tu life perché danno la colazione gratis il 24 mattina, dalle 7:30 alle 10:30. Ovviamente noi a grandi case cadute si mi a votare alle 10, no? A metà poi a me 10, dalle 7:30 fino alle 10:30 c'è tempo. E no, però alla fine quasi mi là, chi testa su McDonald's ci fa scima, no? Che poi devo essere sincero, sono stati molto tranquilli, ci hanno fatto le riprese, no, a Ciceda sono stati molto, come si fa scima, molto disponibili, no? E quindi no, però a colazione era cioè, a votate le 10 mancano 4, che a noi siamo arrivati là, erano finite le colazioni gratis, non è più andare a chiudere, perché andremo più a roba, cioè cose incredibili, veramente agituana, a poco inaugurevole, però aveva fatto aiutare a un cornetto fuori, un bar a fianco, e l'aiutava a mettere la coppa e poi mi hanno dato un coso finto di caffè, non si manco cazzo, poi alla fine l'aiutavo, questo voglio dire, però boh, mi passa manco cazzo, ma c'è un cornetto, ecco, però era ma video e quindi abbiamo fatto video, però la cosa non l'ho avuto, perché era venuta a roba, chi mi aspettava
che tutti questi pezzoni venivano a fare questa cosa con McDonald's, non me lo aspettavo, pensavo che solo io ero stronzo che con la copigiama, invece stavano un sacco di ragazzi che andavano a scuola oppure facevano filone, non lo so, e gli venivano là fuori e hanno fatto, no, che sa che cazzo, cosa che avrei detto quando copigiamo là dentro, ti sentiva tutto, io mi sentivo un problema, che rispetto a sta solo io, non so copigiamo, che invece stiamo tutto quando copigiamo, quindi mi sentivo anche a posto, vabbè. Comunque andiamo indietro perché, come al solito, salto i commenti. Lorenzo Migliaccio dice: cioè, ti devi organizzare e devi aprire una serie di MD. Ma forse ma non avessi una serie di MD, ma apparasse e facesse una cosa sordo a giù e mi apparerei. Allora, Sassamen Rossi, grande Cerro, grande Sassamen, ti saluto. Andrea Catalano, no, già la Gelette. Gianni Omega stasera stai tutta eccitata, ha mangiato buono, non hai mangiato e non sto nemmeno eccitato, però ci sono serate in cui sono un po' più eccitato, non so che mi avevo 50 caffè, oggi invece mangio solo due, credo, 2 o 3 caffè, quindi sono normal, sono bello rilassato, stasera sono proprio rilassato, rispetto alle altre sere mi vedo così, poi non lo so, magari voi da fuori mi vedi. Poi voglio dire quando siamo in linea perché è parecchio che non vedo, 52 spettatori ci siamo, mi fa piacere, 52 spettatori mi fa piacere. Allora andiamo avanti, salutami se no vado a Conad, Marco ti saluto che lo sai che io vado retro Conad perché per me è come fosse Satana il Conad. In settimana, non so se avete letto, mi sono anche sognato che stavo a Conad, proprio un incubo, per me è stato proprio un incubo. Allora, Pasquale Martuscillo, Casa Caruto, oggi parliamo dell'LD e della tua scissione. No, io non sarò mai uno scissionista dell'LD, cioè dell'MD, anche se è nata questa LD che poi uno mi ha scritto proprio tutta la storia in un commento, mi ha scritto proprio cos'è l'LD, che noi all'inizio ci pensavamo che era un pezzotto l'MD, cioè sarebbe stata proprio una cosa assurda, cioè che all'MD addirittura tenere un pezzotto suo, cioè un pezzotto del re dei pezzotti e l'MD, cioè, invece no, l'LD hanno scoperto che sono la stessa società, soltanto che operano al nord e sono comunque la stessa famiglia, l'LD fa pezzotto al nord, mentre l'MD fa pezzotto al sud. Vabbè. Quindi siamo fratelli, abbiamo scoperto di avere anche un fratello al nord, che sarebbe questo LD. Allora, Salvatore Della Bella, c'era un saluto, ciao Salvatore, ti voglio bene e ti saluto. Andrea Cassese, cioè, oggi mia mamma mi ha portato una casata te, dico io, oramai sta arrivando l'estate, il caldo, e quindi diciamo, degusteremo queste casate te presto, non vedo io ancora me la già beve, però presto mi vedrete anche a me con una bella casata te, ma faccio un bello selfie, mi spara su selfie con questa casata te, direttamente con processo, che poi è là che va a fare. Allora, Forza Azzurri, dicevo che è piaciuta la battuta da Ferrari che fu in Duces, bellissima Forza Azzurri. Ah, l'hai fatta tu, ma è stata una cosa, mi hai fatto pisciare sotto le rosate, mi sembra che me l'hai scritta ieri, se non mi sbaglio, sì, ieri ho visto la fotografia, mi si sta battuto io, cioè che voi mi facete i commenti poi che voi mi facete ridere a me quando facete i commenti su Facebook, veramente a voto volesse fare come fa che la pagina commenti memorabili, non so se la conoscete, è una pagina che praticamente mette una foto e poi tutti i commenti che fanno sotto i webtoon decidono i migliori, quelli che fanno ridere di più e li pubblicano e pubblicano di nuovo questa foto con quei commenti sopra. Qualche volta che questo potesse fare pure in coppa profilo perché poi ci devo morire di rosata e sarebbe bello fare una cosa di questa diciamo fra di noi, no? Con commento memorabile su qualche foto così. Ah, perché sono idee che poi magari faremo. Chi c'è sta? Gennaro di Costanzo, buonasera, l'ha già salutata, credo. Lorenzo Migliaccio, ho fatto l'MT la Gillette, che saluto la Gillette, buonasera, Daniele Mette, saluto a Daniele, Pasquale Giacco pure, ciao Cerro Enzo P, poi ci sta più, Cerro mi saluti, Lorenzo De Angelis, guarda te saluto già. Vabbè, andiamo avanti. C'è Mario Tramontano dice c'era la Tug Life si dovrebbe fare all'MD, ma guarda che all'MD io sono andato a chiedere per fare una ripresa, ma forse ve l'ho detto già la settimana scorsa, e non me l'hanno fatto fare, perché purtroppo l'MD non è che è un supermercato, che è una catena di supermercati, non è che, cioè, non è un loro, l'MD che si fa di è una catena del nord, che ha sede al nord, c'ha ragazzi, non qui, giù da me. E quindi danno a chiedere i capo loro, hanno domandato, hanno fatto, e poi mi hanno fatto anche un cazzo. Quindi io questa cosa che la busta e le medie l'ho fatta in un altro posto. Andrea Catalano, c'ero da poco è finita l'Icola dei Famosi e poi inizia il serale Alici di Maria De Filippi, così muovere inizia Amici, ma io non l'ho seguito, non lo seguo da anni oramai Amici, quindi proprio, ma penso che non lo seguirò nemmeno quest'anno. Marco Parmentola, buonasera, grande Fabrizio, grande Marco, mi fa piacere che sei ritornato, tu spesso e volentieri ci stai
a vedere questa live. E Gianni Omega dice, hai assaggiato freschetto? Non ancora, però ho capito che cosa è il gelatino prodotto all'MD, no? Però è troppo bello, mi mandate la fotografia in settimana di questo gelato freschetto, cioè io lo so, mi mettete di buon umore proprio quando si fotografia i prodotti dell'MD che nemmeno io conosco, quindi sono proprio un grande esperto come me, oppure mi scordo, non lo so, forse ne è stato, ma avrei pure mangiato, però me lo dimentico. Perché sono abituato poi a mangiare quelle specialità di nonno Peppe, no? Che ci sono le cose più famose, gelati un po' più famosi dell'MD. Allora, Alfredo Sozio, buonasera Fabrizio, ci sono anche io, grande Alfredo, che non, Alfredo veramente si ricorda a Bonanima non dico l'anno scorso, ma quasi, Alfredo Sozio, ma ricordo che tutti i brividi in live, una volta, mo è parecchio che non ci sembra, fa piacere che sei ritornato. Gennaro di Costanzo, cioè, ma l'MD è il tuo sponsor, ma cosa maronna, io, pensate che in settimana Nuaglione ha scritto, Nuaglione con un profilo, pensate come cazzo si chiama, un nome strano, no? Scrivete tutta un video titolare a busto dell'MD, cioè te però Cero sei simpaticissimo, mi fai ridere, però sul fatto che metti sempre della pubblicità occulta nei tuoi video non va bene. Comunque su iTunes pensava, scusate un attimo, io sta tengo la batteria scarica, aspettate un attimo. Eccolo qua. Cioè, mi sa preso per caricare la batteria, però non l'avevo collegato vicino al computer a casa. Comunque su Aglione praticamente ero convinto, cioè mi accusava di fare pubblicità all'MT, però si pensa che io faccio pubblicità all'MT e mi pagano, non sapendo che a me l'MT veramente non mi cagano proprio. Ma lo dico proprio sinceramente, ma cazzo mi tutto questa mia dice, guarda, no, l'MT mi fa, ma posso amare e si risolta la vita mia se l'MT mi pagasse, che io sfrutto, dici che io sfrutto all'MT, oppure che io scrivo, scusate, ma pace con un attimo, ma casa, ma posso amare, no, si risolta la vita mia. E stu agiun praticamente si crede che hai vabbè, comunque una casa caruta campo di caffè e Antonino Ercolano, cioè, quando fai la quarta compilation delle pubblicità che mi fai schiattare, no, mi sono fermato un po' con le pubblicità in realtà non ne state prendendo più ovviamente perché non le sto facendo più, ma sai perché io ho capito la giustizia sono fatta a botte di pubblicità, a parte il fatto che uno deve cambiare, a me piace sempre fare le cose un po' più nuove, no? Perché fa sempre si compra un bucazzo però a botte fa sempre pubblicità. Io oramai mi ero azzeccato il punto a guardare pubblicità. Allora io pubblicisci però sapendo che potevo fare un video in coppa una pubblicità, quando mi vedevo la televisione e facevo la pubblicità, non giravo più canale, stavo sempre a guardare la pubblicità. E allora è diventata una cosa un po' malata, no? Come, che cazzo, mangiare pure pubblicità, allora mangio tutto poco e quindi le sto vedendo un po' meno e quindi di conseguenza sto facendo meno, cioè non sto facendo più video sulle pubblicità, e però mai di tema perché appena ne vedo qualcuno che mi ispira lo farò sicuramente, però mi piace sempre provare a fare nuove cose, no? Poi vedi che tu live, poi ci fai un video commento con casa caruta che stanno a Facebook, con tu scherzi, sicuramente lo voglio fare, con da parodie perché no, se esce qualche bella canzone perché no, quindi stiamo sempre a fare cose nuove, cose. Però per carità le pubblicità mi piacciono, però mi era azzeccato poco e poi stai facendo troppo passare. Sta. A scuola Martuscello, direttore, posso farti un ask? Ti imparate pure a puttare la macchina? No, assolutamente no, ma imparate a puttare la macchina, ma assolutamente. Quando mi hai visto in questa macchina, io non porto, una porta di tempo la facevo, perché non la sopportare, manco me ne fotte di imparare. Cielo, di dove sei? Gennaro di Costa, sono di pianura, Gennaro, sono di pianura, lo dico spesso. Ui, salvo Sibillo, salve a tutti il popolo dell'MD, grandissimo popolo come Upato proprio. Mariano Tramonta, cioè, quest'estate oltre alla casata te ci vogliono anche i gelatelli, sì, gelatelli dell'MD sono bellissimi, a tipo cucciolone, piccolini, che tu ce l'hai un burro e la panna schizz a 2 km, cioè la schizz a 2 km, che è tosta, è un po' difficile, ti spacchi più orecchio, proprio perché si spaccano rende, che ti schizza la panna fuori, vabbè. Comunque, Papoci si chiama, ma MD sta per muro rimane, si potrebbe, cioè, mai pensato a questa cosa che potrebbe essere una spiegazione logica. Daniele mette, cioè si umeglia, chapeau, lo what the fuck, a fare un bucacchino strano, ci si what the fuck, sai, con schifo. Poi eccola qua, Vale Catanzaro, buonasera Fabrizio e buonasera a tutta la mia Casa Caruta Family. Guardate, Valentina vi saluta tutti quanti, che noi siamo la famiglia della Casa Caruta, ovviamente anche dell'MD. Lorenzo De Angelis, c'era per il video commento di Sbanagliardi, ma Sbanagliardi ci mai capito chi è uno? E seconda cosa, credo che sia una che faceva dei video prima, perché poi l'ha sono tutto con bot, ma anni fa, poi non l'ha visto più a sta Sbanagliardi, no? Ma so che comunque altri hanno fatto già cose su questa, sai, credo, uno un po' fa sempre cioè che se esce kill e tu quando fanno video un po' a kill, esce kill, cioè pure io a volte ho fatto un video un po' a pratico, perché sai, ma poi quando video un po' a pratico
non ne avevo visti che stavano facendo un po' più, cioè non ne ho visti altri che avevano con la squadra, però dopo di a cominciare a scicò crudo e tu quando fanno i video in coppa a chi si ca e allora mi rompo cazzo, dico, boh, ma faccio una cosa, che guarda che tu quando fanno i stessi per un po' quindi cerco di cambiare quando posso, no? Quando tengo genere, quando riesco a essere un po' più, tengo un po' più voglia di fare le cose. Allora, Gianni Omega, potresti fare il video della pubblicità di Freschetto con il sottofondo della canzone Il Gelatino del figlio di Gigi, ti piace, ti piace, ti piace il gelatino, sacci buona canzone di Gigi Donatello. Enrica Petrillo, c'era ma mi chiedo, non dovete che non tiene una patente e non sai tutta la macchina, a casa no, perché fortunatamente nemmeno mia moglie c'ha la patente e nemmeno mia moglie sa tutta la macchina, anzi mia moglie non sa tutta la bicicletta, figurate, quindi io sono molto fortunato, per queste cose qua sono molto fortunato, che licenza tutta la bicicletta, posso mai vicino a chi sa tutta la macchina, quindi ci siamo, no? Sono un po' giustificato. Alessandro Maramaldi, c'era Parodontax, sì, questa è stata una pubblicità veramente inevitabile, anzi io sono stato contento della fa perché ma segna in coppa hanno fuggito delle carte e non ero mai capace di farla. Poi New York, certo, ma già fa basta perché no, non la trovavo, attento, non la trovavo. Poi New York mi ha applicato, mi ha detto coppa YouTube, certo, già fa sta pubblicità, perché è troppo vabbè. Pigliai e la trovai in coppa YouTube e la feci, sparo Tontax, fatto fare un cazzo là. Comunque sta sul mio profilo Facebook, trovato tutti quanti i video di cui magari qualcuno ne conosci, ne sa videata per la verità, insomma. State poi FIFA Gamer c'ero tu LMD tutti i giorni, non esageriamo tutti i giorni, no. Viva Patana, questo si chiama sempre così, io non so mica sto dicendo così. C'ero se era avuto l'MD a fianco a scuola mi fosse Maronna che scesse Carlino e ci venisse a fare lezioni, sì, Carlino preside dell'MD. Allora vado un po' indietro, un logo, no, voglio questa è una cosa questa è la battuta del momento. Tu quando stanno facendo ci facci mettere questa stessa proprio scleran, cioè di perché schifo suono del telefono da casa, voglio una cosa proprio mi dà proprio fastidio, non so ci chiamiamo proprio fastidio suono dei telefoni, c'ho pure telefonino, proprio dire da casa mi sposto, che poi a casa chi ti chiama? Mi chiama Zidema e si mette a parlare con mamma, ma è a Lucca, perché poi non è che a Lucca perché si stanno appicciando a Lucca, perché proprio è il tono di voce quello là, oppure su chi là, salve siamo della, io mangio tu, ma poi in Napoli, cioè io vorrei pure stare a sentire, che fanno, pronto siamo alla Vodafone, abbiamo un'offerta, perché poi chi si vuole voglio una pazzana faticante, ecco. Ma poi tengono veramente belle offerte questi qua, solo che io non posso cagnare l'offerta, perché tengo sta fascina l'offerta per la Telecom, ecco, dove praticamente con questo computer che sto facendo la live, cioè ci hanno dato anche questo computer dove sto facendo la live, che è di mia mamma. Quindi stiamo parlando di rati su computer, che si rata finisce mai, no? E se disdiamo, se diciamo, scusa, il contratto con la Telecom, a ma papà tutti i RAD sono computer in una box e quindi non è cosa. E quindi a aspetta che finisce su spazi contratti. Quindi tu fatti che mi chiama di scambio mi fa andare doppiamente in frego perché una fanno in frego loro che mi fanno sempre accusare no? Che ti chiamano pronto o secondo fatto è perché chi lo vede nell'offerta buona ma mi fanno in frego perché non posso pigliare l'offerta buona che tengono loro e quindi scamazzano quando mi chiamano mi faccio lavorare però mi dispiace, mi dispiace che poi penso che se guadagno come me all'adrezza hanno fatica pure io cioè, non so come fanno a fare questo lavoro che è un lavoro proprio che a telefono non faccio proprio così secondo me vabbè comunque detto questo Lorenzo De Angelis Marco Schettini si a casa Caruso questo si mandano messaggi fra di loro Enrica Petrillo ce l'ho però qualche volta fa una live con Mucchiere, dopo solo una comparsa, però la vogliamo conoscere, ci lo dite sempre, io vi dico sempre che lo faccio conoscere, poi non lo faccio conoscere mai. Raffaele Ascolese, chi le pubblicità rompono sul cazzo, sti casi così, ma sta una su tutte, che ultimamente mi sta scassando veramente un cazzo, e questa qua di Totti, ma non so perché, ma a me mi sta simpatico pure Totti, perché mi fa pure ridere di pubblicità che è di personaggi Totti, però quando vedo le canzoni un po' a YouTube, no, magari oh, ma che voglio acchiappa sempre sta cazzo di pubblicità di Totti. Io Totti, Totti, cosa volevi fare? Non so che stavamo che i numeri, l'enalo, e c'è sempre che sta qua, e mi fa qualche volta che forza così, perché mi sta rompendo un cazzo, c'è sempre, cioè solo questa qua, un po' di YouTube mio, non so, se allora se credono che ti fa male, non lo so, o che io con 10 all'otto, mai guarda, e mi fanno sempre sta facciamo pubblicità. Comunque, vabbè, detto questo, Gennaro Costanzo dice: hai visto la nuova foto di Barbara D'Urso? Hai capito proprio che la casa caduta? No, l'ho vista la foto, però sacci che si fa che di fotografia sta così, si mette il telefonino e fa tutto, cioè fa la schiena, mette la schiena così
E la parachisa pare un boomerang, no? Non so perché fa queste cose. Ah, boh, Barbara su Sabona Capo, questo lo sappiamo tutti. Poi Fulmine Giallo, buonasera Fabbri, il grande Carmine Guarracino, che io chiamo a volte Catapano, sbagliando, ma stasera l'ha ingarrata. Salvatore Cimmino, Saporista, Salvatore Cimmino, ma all'MD aveva una carne montana, no? Questo, non può essere, perché comunque è Pazzuttiello la carne montana è Pazzuttiello, credo o Zucchiello, lo fa pubblicità un po' tanto per Zucchiello non è, però ma mangiasse mai, è sempre, cioè, è un po' come sotto la Simmental, perché poi la Simmental è quella la più conosciuta, diciamo. Vabbè, salvo si dice, la pubblicità del 10 e l'8 la potrebbe fare Pietti Pool, bravo, sì, Pietti Pool ci vorresti a favore a posti d'ottico. Daniele mette, ma perché a pubblicità Rocham ci fa shake shake spalla spalla e morti non sa bugia in mezzo non ci capi quale perché sta bugia c'è solo uno lo Champ, c'è uno me ne viene in mente, uno che ha fu Champ, che fa chi sta? Io ho combattuto battaglie più forti, quindi sconfiggero anche la forfora. Quando fa fu box, no? Sta facendo, cioè, pure se dice, no? Ma chi fa scimmia c'è zecco tu a forfora e che tu fai a box? No? Cioè, perché chi si hanno fatto su fatto, capite, sconfigge la forfora, sconfigge l'avversario, allora hanno avuto l'idea del secolo, lei allora bello. Tipo mi immagino a chi si casa quando le propone, perché chi se vanno a proporre a qualche capo, a qualcuno, no? E chi dice, oh, fammi vedere che idea hai avuto di questa opera, e chi dice, ah, c'è una bella idea, guarda, chi le fa, allora hai sconfitto la forfora e sconfiggono pure il tuo avversario, e chi fa pure, ah, bello, ma belle che, noi se facessimo noi pubblicità, facessimo meglio, ma dai, ma comunque c'è un mondo dietro a questo, pigliano pure i scimmeri i soldi, questi quattro case che non siamo senza ali, comunque abbiamo fatto un cazzo anche per pubblicità, perché sennò ricomincio. Andrea Catalano, comunque Cardino ha detto che che nella sua agenzia i prezzi delle case non vanno più al metro quadro, ma quante choconut hanno usato, sì, perché ovviamente per chi non sapesse le choconut servono prevalentemente a succhiare le mura delle case, poi dopo hanno scoperto che si potevano pure mangiare, diciamo. Intanto voglio sapere, ho scattato una cosa di choconut per fare un video, no? E andando a casa mia usano fottuto, una settimana è durata, l'hanno fottuto e pure i maggi mangiano, regà, però si fottono sempre alla parte bianca, perché è proprio quella che va di più, che è questa parte bianca la cioccolata. Però io devo pigliare la fame, perché tenevo un genio così rosso, pigliare pure la parte marrone, la fame un po' con tengo più biscotti e mangiare, e io quando io fame, mangio pure la cioccolata, ci stavo qua. Iron Lion, c'era un malista a Paolo Brosio che fa pubblicità un libro suo, ma pare un lampione. Ma no, l'ho già visto, non voglio manco range, tengo anche poi a chi lo schifo proprio. Allora, sta pure cosa là, scusatemi, avevo letto Web 360, non mi ricordo se è lui, Jumpy Nice, forse mi sono flashato, sì, sì, Web 360, Jumpy, lo saluto. Mario Kart ci da ricorda a pubblicità del Parodontax e come mo la battuta finale Parodontax Paro 4, sì, ma io stavo a pennello che il povero ci sembra la stessa cosa, la pubblicità, veramente insistente, con la voce sei sicuro che non ti esce sangue da te e non mi esce sangue in dirino, lo dicevo tre volte con la voce. Vabbè. Pasquale Martuscello, c'era vantati con tua moglie che tu sei tutto mezzo e consegna lei no, almeno penso, sì, no, io sono stato anche a bicicletta da città, mi sì, un motorino a Ciccia me la cavo, che per anni ho aggiunto un motorino, quindi è l'unica cosa, sì, sono pure caruta, con un motorino tante volte, a volte mi spazzai pure faccio, me la riga proprio, mi fa scimmie caruta, me la riga proprio, ma mo c'ho, in sti fossi in merda, che già all'epoca mia già c'erano, ma sono sempre state. O se un bagnare della macchina, che dovevamo salire a piano, non mi ricordo perché, e si fu motorino annanzi, non mi ricordo che si fu motorino con la macchina, non me lo ricordo, quando si va annanzi e sale, io praticamente, come su un bagno, pari fu scansato, pari fu se ne pigliai uno clamoroso, cioè, io, talmente che era profondo sto flusso, no? Che io ci entrai dentro e fine lì tutto a po', però pasci, talmente che era profondo, pasci e sta tutto a rotolo capito, nell'uscita di questo, e facette due o tre capriole volanti e che ti affonni con l'accenderno, non me ne rigo, voglio mai, i mai sai subito, perché mai sai, certo, ma sai, uno sa che uno quando si fa male si alza subito e fa, no, no, ma ci fatti niente, ma ci fatti niente, ora ci si va in terra, e gli camminava, ora c'era rimasto là, no? E faceva, no, ma ci fatti niente, senza braccio, no?
E quando mi guarda che tu ora ti spazzato un braccio, comunque a questo comunque ma quando so cosa a pianura, un pronto so cosa qua a pianura, ma dico proprio, ma dire una casa caruta veramente è un complimento. Un pronto soccorso che a pianura che era una stanza, cioè tu lo chiamavamo pronto soccorso, ma c'era una stanza, cioè all'improvviso vi camminava a pianura e veniva una stanza. E questo era il pronto soccorso piano. Infatti hanno una da mesi che faceva ridere, oramai è diventata una cosa comica. E comunque a questo punto soccorso, un braccio voglio per spezzare, cioè, se arriva, ma faceva proprio male. No, no, non ti preoccupare, che se ne è niente, tu ci puoi dormire, chi se c'è no, assumere, non so, qualche casa che ci facciamo a turno, a casa, non appena in questo punto soccorso, pigliamo una cena pensavi a turno, e diceva, ma busta senza turno, in punto soccorso, cioè non c'era un medico, così, la gente a casa, pigliamo una indie bar, no? E chi ci ha detto, no, non ti preoccupare, non ti fatto niente, stai sentendo, comunque, vabbè, una roba la notte c'è una fascina minuto ma dice, ma tu facci, quando uno si fa male, no, volevo sapere, pensavo, si ti fatto male in vita vostra, ci sta che praticamente si sente un specie, sacci, no, ti fai male alla coscia e si sente che batte, no, boom, boom, boom. Allora ti fai male il pere e senti che batte, e a uraccio mi senti proprio facevo boh, boh, dice, ma che tengo un cuore, un stevo ambiente, poi mi batteva, comunque sei spezzato ho detto in ospedale il giorno dopo e detto no, chi si è spezzato la faccia e alla mia testa la vecchia che di 4 case che da chi quando sono costretti merda tu sapevi che si è spezzato la faccia, non bisogno che lo dici tu solo che di 4 scemo no? Ma buon gesso per 40 giorni dico, braccio destro dall'altro però mi pare parecchi usare la fa con la mano sinistra mi sorpresi di me di quello che riuscivo a fare con l'altra mano gli ha detto mi riuscivo a appoggiare pure il culo, ve lo dico qui pare brutto però c'è uno uso che sembra che si sa ma che mi puso la da mano, un grande, addirittura riusciva anche a scrivere con l'altra mano. Figurate uno a vita come lo fa arrangiare. Vabbè, detto questo mi sono prolungato, oggi sono stati 560.000 comment. Salvatore Romano, cioè comunque si vedono i soldi che ti hai dato. Non ti fai sentire più per i video, non parla proprio, secondo me l'algoritmo mappa delle YouTube, così, proprio i soldi assai, guarda, con Facebook soprattutto si fanno un sacco di Vittorio Nociglio, buonasera, scusa in ritardo, c'ero, no, non ti preoccupare, Vittorio, stai tranquillo, sto a scuola, lo dico sempre, non ce l'ho fatta a tempo, sono trasvenuto, mo, però nonostante tutto te la segui, sei un grande, voglio bene, Vittorio. Allora, io voglio parlare proprio di gran carriera, perché prima a parlare mezz'ora, mezzo un bel commento, allora aspettate un attimo. Allora, su chi ne prepara da rete, si una casa caruta, la geletta, buonasera cerro, freschetto rinfresca il culetto, Raffaella Scolese, freschetto, questo è uno slogan, per questo gelato, freschetto ti rinfresca il culetto, gelatelli, la geletta, vado a fare, quando vai a rete, poi quando vai a rete, sai proprio ai commenti che facevo, che stiamo facendo in 9 mesi, è una cosa incredibile, sto cazzico, ma tu chi non riesci a gestire i commenti, proprio. Vabbè, buonasera di Valentina Cote, la segui e va famo qualche tempo. Scusate che già forse va già stemmato perché purtroppo. Chuck Bartoschi, leggo, buonasera, ciao Chuck. Lorenzo Calo, sarebbe bello se esistesse una squadra chiamata Casa Carutese, sarebbe bello, il pallone da gioco è il mitico Super Sandro, e io sponsor sono l'MD e i Mobile Dream, stiamo costruendo un mondo, che passi fatto, oramai la fantasia, cioè, mi faccio morire perché mi vengono delle idee a voi, ma passa il fatto che poi mi fate immaginare proprio sta UAM della casa carutese, no? Un Super Sandro, sai, al centro. Bello, da cosa bella. Champi Nice, ma con l'MD che hai fatto stai sponsorizzando? Assolutamente no, la GT all'inizio ma forse non c'eri, ma tra l'altro questo amico mio Giampi, come ha scritto questa cosa, mi mandò una email del marketing dell'MD, cioè dicevo, ma tu parli su WhatsApp dell'MD, ma perché mi scrivi, no? E gli dici questa cosa, magari lo dovete fare qualche cosa, o io dice, dopo, ma per detto l'anima, piglia la cosa, e gli scrissi. Morale della favola, ma hanno cagato proprio, cioè l'MD mi caga proprio a me. E poi che la casa che di Franco Matana fa che gli sponsor che cagare pure, mi fai proprio un frego, dico, ma che cazzo, cazzo di Franco Matana, non hai mai parlato di supermercato, ma no? Io che parlo sempre su WhatsApp, tipo, mi cagano proprio, e che ma poi dobbiamo morire così. Allora, la scuola Martuscello, te la ricordi la consegna della pizza che salisse e tu scudassi pizza in da pizzeria, it papà saluto, lo grande, grande Antonio Martuscello che si ricorda che praticamente su Pasquale è il figlio di Antonio che era come si dice, o furnare di questa pizzeria e quindi è uno proprio di quelli che assistette alla scena, ero io, e la pizzeria tornai, cioè praticamente sconsolato perché mi ero scudato le pizze, quindi
e l'ha avuta malamente, perché certo, da 14 anni che accade in questa pizzeria non è mai successo una cosa simile, e poi dopo ho scoperto che pure altri portapizze si erano scudati le pizze, quindi non sono da solo in questa cosa. E ricapito, cioè, ormai sei diventato un mito. Nella mia classe parliamo sempre di te, sei sempre un inglese in qualsiasi cosa, ovviamente anche l'MD, sempre con noi, tu rimmi troppo bene, ma io vi amo veramente, perché a me è una cosa che non faccio annanzi voi a me, ma da credere, a livello di fare video, di fare, perché sa che qualcuno si persi, perché siete voi, quindi a me è un onore, ve lo dico, ma veramente un onore. Allora, e vi voglio bene, veramente vi voglio bene, ma anche se non mi conosco, magari, però vi voglio bene. Godzilla, ce lo posso chiederti di dire Shabu what the fuck, lol e Freedom, Freedom stasera, Freedom cioè, non ho pregiudizio su questo Freedom, perché so di schifo perché sembra una parola inglese, però Fausto Lama saluta Big Riccione, come se ne è finito su con me. Andrea Catalano con la stessa mano, quindi ti fai pure il bidet. Sì, ma facevo il bidet con la mano si tutto, io fa schifo sta cosa, lo so, mi rendo conto, sto dicendo, però mettete in panni, idem curaccio destro che era fuori uso in gesta. E voglio, guardate lo scritto di adattamento dell'essere umano, no? Che tu dica su una casa caruto, figuriamoci l'essere umano. Uno si adatta, riuscivo a fare tante cose con questo braccio che mi era stupito. Anzi, quando me lo hai il gesso, ma l'anime chiede, non so se voi avete mai avuto il gesso, roba. Comunque, lo hai sul gesso, io braccio pareva, ti presente quando è stato un po' processo assettato, questo me lo fa a me perché sono 3 ore per processo assettato, mi piace di stare assettato a cagare, una cosa, e voi mettete che dici, tipo con i gomiti sulle gambe, no? E sta dormendo il coscio, sta dormendo i piedi, a me sta dormendo sempre i piedi, non processo, no? Che soltanto e la stessa cosa, quando mi vanno gesso la coppa uraccio, me lo tagliarono. Uraccio mio, pareva dormuto, io non si muoveva più, cioè, ma non mi facevano formicoli, che io detto, frate, metto la tutto gesso, e andare e stiamo guardando, voglio dire, perché mi sentivo male, cioè, ma che è uraccio, fare sic, fatevi, che poi sai il gesto di fa usare, no, dei Peter Taz, cioè, ma era meglio prima con il gesso, oggi campa così. Mi ero abituato ad avere il gesso, no? E mi sentivo male quando me lo hai, ma sentivo sto braccio dormito sick, brutto, fottuto, cioè, ma io non ne ho messo, non mi sembrava più mio. Vabbè, comunque detto questo, poi che youtuber Matteo, ciao Casa Caruta, ma perché non fai un video con l'Alfred del ragazzo che somiglia a Jack Sparrow? Lo sai che oggi parlavo con un mio amico di questo tuo amico che assomiglia a Jack Sparrow, c'è agita su Mario Micio, ho detto che tu me l'hai fatto vedere ieri, no? Questo è un ragazzo che praticamente somiglia proprio a Jack Sparrow, proprio tale e quale, se non dico tale e quale, è tale e quale. E quindi ci parla da sto maniero mi ha detto, casomai che si fa con costruzione, cioè che è sempre una persona che assomiglia a Jack Sparrow, invece sta un'amica amica a Facebook che mi ha mandato questa foto, quindi io tengo in considerazione, anzi, io ogni cosa immagazzino nella mia cervella caruta, così se un giorno mi può servire che ben venga. Allora, Godzilla vive ai supermercati S lunga, Coppet, pum, chi dobbiamo fare pure leggere. Salvatore Cimino, Mentos più casato cola che ne esce, sarebbe un'esperienza da fare, Mentos più casato cola, quando fanno giustamente fanno Coca-Cola, ma noi facciamo il nostro marchio. Allora, vado indietro, Lorenzo Calore, Ale Catanzaro, comunque ti volevo ringraziare in diretta per il sostegno che mi hai dato quando ti ho detto il fatto di mia nonna. Sì, mi è dispiaciuto molto, anzi, con l'occasione per fare condoglianze perché la nonna di Valentina non c'è più, la settimana scorsa se ne è giunto. E vabbè. Vittorio Nociglio, buonasera, scusa il ritardo. No, Laura, Mario Cantone, ospedale Caruto, no, ma pronto soccorso era Caruto, non ospedale. Andiamo un po' indietro, ma avevo coccato messaggi. Alfredo Corona, buonasera Fabio, sono Alfredo Corona, sono tornato nelle live, grande Alfredo Corona. Marco live pure c'è sta, che bella lampada che hai fatto, no, non è la lampada, prima di tutto, quando parlo mi arrossisco perché non so perché a look, no? Secondaria cosa, sono 2 o 3 giorni che è asciutto solo e mai ci riuscì a fare fuori un balcone alla grande come faccio io, quindi io lampade non me le faccio, se io mi potessi dice non me le faccio perché tengo un balcone mio che esce solo, metto là fuori 5 minuti e mi saluto. Andrea Catalano, se metti la cioccolata a bagnomaria si fondono i gusti come quando fai la salsa rosé mischiando ketchup e maionese. Sì, questo pure è un altro esperimento da fare, da condurre. Mario ma purissimo, Mario Cantone ce l'ho mai fatta la lampada, ma ci fatta la voglio solo e sciù, ma ci mi sembra un po' assomiglia a Carlo Conte, no, Carlo Conte ce ne vuole, casomai a Roberto Carlino, no, a Carlo Conte, dove sta? Parlato cazzo, la Gillette, va roba a posto, rinnoviamo i commenti, poi grande Cerone, grande Marco, l'ha salutato, Lorenzo De Angelis, io comunque mi sono andato a vedere qualche video di Pantella, se mi sono chiesto, ma che ci fai scimma in passato? Ma non lo so nemmeno io, Pantella oramai
se sarà pure scontata che ci oddio, che è una politica da chi li bucchino dei store se ce l'hanno. Iron Lion, Fabri, secondo te che fa Juve in Europa? Ma non lo so, perché proprio la verità, dai Waco Monaco la partita da non sottovalutare, perché il Monaco non è una squadra scema. Vabbè, vedremo, non so quanti gioca Juve, settimana prossima, non so, su seguendo più le coppe. Lorenzo Calo, non so se sai questa cosa, come il Napoli voleva prendere il camerunense in culo, di cui hai fatto la bellissima intervista, Lazio voleva l'Austriaco sto cazzo. Io so che lo lessi su un giornale e poi non so se ero vero, se esisteva questo giocatore che si chiama sto cazzo. Infatti si fosse pigliato un Napoli, si parlava che se volevi più Napoli ci sarebbe stato bene anche un altro video di stile in Google, no? Vabbè, comunque Pasquale Martucci, ci facciamo una cosa, va all'Idol, che non ci può perché sta lontanissimo da qua e chiedi allora a così batta chi lo stronzillo Frank Matano che è diventato famoso qua quando ha fatto film. Ma sì, ma io penso che a me mi cagano proprio, io faccio c'è detto non sarò, non so, mi cagano proprio pure quando scrivi, non è che diciamo ma perché ti hanno cagato, no, io li scrivo a questi qua, a volte è capitato che scrivo ma non mi cagano proprio e quindi fa niente, a mannanza. Gennaro di Costanzo, saluto a Francesco Rosso, per il fatto Francesco Rosso, a cittadino italiano, no? Magari dobbiamo fare scuso, a cittadino italiano, a Gianmarco il Terzino e a Pirozzi Duvan. Se voglio bene, ma fai morire se lo fa, come non l'ha già fatto, quindi saluto a questi tre casi caruti. Che youtuber Matteo. Ah, ah, sì, infatti è troppo uguale pure quando parla normalmente sembra come Jack Sparrow, comunque dopo non so come parlo, comunque nel video con i Fiesta Loca dove vedi gli accendini fai pari a. Sì, perché non so se avete visto ultimamente, ho fatto pure una piccola collaborazione con i Fiesta Loca, ho fatto una piccola parte, a Roma ci il prima accendini, poi fanno fa sempre cose a me, una volta ho fatto venditore accendini, una volta ho fatto venditore magliette, mi savi nata volta cazzo mi hanno fatto fa come sempre cose molto così vabbè giustamente che ci fai mai fare Mariano Tramontano cioè, fra un po' molte persone riceveranno l'uovo della cioccolata io non so se uscirà veramente perché guarda chi lo all'MD Steven delle uova però non ci ha fatto caso che marca erano cioè, un minuto di silenzio per tutti i CS che verranno scardati perché veramente ci sarà proprio cioè, secondo me veramente proprio scendillo secondo me un processo quando se veramente ci saranno questi uvi della cioccolata che potrebbe a proposito di cioccolata e cioccolata pozzuttata ma mi ha mandato una fotografia in guaglione coppa a Facebook un'oretta fa più o meno addirittura però non so dove perché forse pure all'MD perché devo regalare tanto giocare di giorni quindi non lo so mi ha fatto vedere tipo la cioccolata lo scioccolata della cioccolata mi ha fatto vedere una nuova cioccolata dell'MD che si chiama la Cioca io giuro su paziente la Cioca si chiama così cioè stava vicino alla Nut Cao che è un'altra cioccolata minore diciamo della Choconat che pure è buona Nut Cao. E comunque si chiama la Cioca cioè da provare assolutamente la Cioca. Oramai ci hanno mettere a fare recensioni secondo me l'MD ma ci mettono a fare le video recensioni perché oramai sono le spette l'MD Francesco 5 grani, cioè l'MD stava vendendo addirittura le pizze già fatte in due banco frigo a 1,79 euro, che le mangi solo tu, ha sempre vendute queste pizze, ma io mi mangiasse mai. Guarda, le pizze surgelate è proprio essere proprio una casa che ha avuto proprio patentata, cioè, che cazzo, chiama la pizzeria in bocca a chi devi, ma cioè, i biscotti, cioè, non oso pensare chi si mangia questi pizze. Oh, Lorenzo De Angelis, cioè devi fare qualche film, così diventi famoso, ma io questo fa pure tu e poi a quel tempo con una disputa, fa una serie disputa un mucco, perché poi scusatemi la cosa perché veramente mi ero discusso. Facciamo un altro uscirlo, c'ero aspetto un video sui schizzi, no, teniamo in mente qualcosa, lo faremo, presto faremo qualcosa, presto non lo so, però comunque teniamo in capo qualcosa. Francesco Scogna, a Pucci, ma noi non cazzo, non lo stanno appiccicando tanto. Viva Padana dice che Jack Sparrow non fosse meglio un Jack Carlino o a nave che vede l'MD questa è un'altra grande fantasia questa nave con queste vele giallo-blu che solcherebbero tutti i mari del mondo Salvatore Romano proprio il porice canonzina casa caruto no, vedi che sembra una casa caruto per fare una tend e puntata c'è Gimise Coccos ma c'è una società SCC c'è una società a casa caruta no ma l'ha già visto fatte cose là che Salvatore Romano mi indicava mi segnalava un programma che fa su D-Max forse l'ha trovato che si chiama Cattivissimi Amici che è bello perché su questi quattro amici che si
danno ognuno un pegno, no? E saranno, cioè, fa che tu piglia chiave la macchina, una volta chiave la macchina, da merda dell'elefante, questo le doveva prendere dalla merda dell'elefante, comunque, so che cazzo che si fanno certe cose proprio pazze, so che veramente un programma che un cazzo si muore perché il pomeriggio non me lo posso dire, ma farà pure il replica, non lo so, comunque su cazzo si muore. È bello, ma ci pensavo, è bello. Iron Lion, ce lo ti piace un Winner Taco? Ma sai che ma ci pensi chissà perché ci hanno fatto un buchi loro Winner Taco, la roba di danno, è riuscito una volta, papà, un mangiare e non mi piace, ti a me piace. Aspetta un attimo, magari vado dietro. Secondo me prima, secondo me prima era 6, non so che non mi ricordo su Winner Taco, parlavano su Winner Taco, non mi ricordo, io mi immagino se mi stessi già, mangio cucciolone perché mi piace. E poi mi mangio un cookie snack, non so se avete presente che è una specie di cucciolone rotondo, che pare una marenna, no? Piccolo, cioè, così però avete un metro, e tengo tutta sta panna mese, queste cose, mi fa un briamo che lo come, non mangiasse uno, perché mi piace assai, un muschio di merda, non so che ma manca se a fanculo. Allora, che youtuber Matteo, c'è una cosa seria, cosa ne pensi della fan band dei One Direction che si tagliano le vene perché Zayn, un componente di quel gruppo, se n'è andato, ma sono proprio delle case che non c'è, guarda, è incommentabile, è una cosa che c'è, non sa manco bisognerà commentare, quindi andiamo avanti. Pasquale Martuscello, nata voto, in recensione pozzo fa uso io, non ci capite che vabbè. Mario Cantone, chi si mangia che la pizza è proprio una casa caro, ma senza dubbio, io cioè, chi si fa mangiare una pizza LMD? Ma c'è una pizza surgelata, no? Oppure l'MD, cioè, vuoi morire? Poi so come sono suicidato, dici oggi muoio suicidato, non lo so, magari. Sì, è una cosa per suicidi. Lorenzo Calo, guarda che cazzo è, diventa una capa UIF, di una merda in capo per Jimmy, no? Guarda che c'è. Ma hanno mai pensato di fare gelato al gusto Choconut? Cioè, queste sono grandi idee. Lo sanno che non è buona, ma io mi sto immaginando, cioè, in una gelateria, con gusto Choconut, ma io faccio mica voglio bene, siete forti. Vittorio Nociglio, Vittorio Frata, per muto e taggio perso. Ma come mai io fanno corso, un po' passo, fatto di leggere i messaggi, un po' passare la live, perché un po' di anni così. Mannaggia, Maroc, volevo leggere la Vittorio Nociglio, vabbè. E vabbè, la giocasse. Darder, ero io, stava da Ciro Amodio, ero tu me l'hai mandato così, da Ciro Amodio, addirittura Cioca, non era un MD, vabbè, Amodio, tenevo questa Cioca, vabbè, ma sarà sempre un pezzotto, comunque, ben accetto, tra poco l'MD si interesserà, anzi, pure un bagagli ci può guarda, ti segnalo la Cioca come cioccolato, l'MD appena sente questo pezzotto, subito si ci piace allora, allora, Enzo P. Penso si dice Alessio non canta più, casato con la usate come champagne. Effettivamente, insomma, c'è una festa allo champagne con le casate con. Città di Costanzo, c'è mi saluti mia sorella che sta a Parigi, si chiama Alessia, fammi questo piacere, ti segue sempre. Ciao Alessia, anzi, ti saluti, stai a Parigi. No, a parte che bene a te, perché Parigi è bella, ci sono stato un paio di volte, però fanno scimmie free, quindi per una parte è meglio staccare. Però stai a Parigi, non ma bene a te, va. Vincenzo Caldure, c'era quando Eka non fai una caricatura un po' più pubblicità, ma stai deludendo, sì, un po' di tempo, già l'ho detto prima, è un sacco di tempo da GT, ogni tanto da pure cagnanza, poi non fa sempre sì. Vale Catanzaro, però mai dire mai, perché Vale Catanzaro, Papoci e Francesco, non fate le case un po' appiccicati, stiamo parendo, non so che sono appiccicati, non sto nemmeno leggendo, ma ci pace, poi in due compri di Federico, che cazzo appiccicato a fare, vabbè. Vittorio Ciglio ce l'ho pulito bene, ecco qua. Comunque da ricordi che l'umottino che ti manna e che ricetta sei buongiorno si vede al mattino, allora l'umottino ha giù pomeriggio tragico, ma se mi sbaglio sì, mi ricordo che mi mandato l'umottino, non mi ricordo il nome, forse si chiamavano mottini, perché poi dai, la fantasia di questi dell'MD è bassa, cioè se ci fa mettere in nome, mottini, mottino, e chiamano così, bruschette, bruschetta, perché se non ci fa mettere in nome, sono fatti così. Antonella Lella, no, a Parigi non ci stanno MD, e poi come fai? Ah, sì, infatti, cioè io non posso all'estero per tanto tempo, cioè una settimana, ma ho mangiato pure una scorta di MD, cioè di spese dell'MD, perché poi tanto tempo all'estero, non so come ho fatto in passato, non ci si va con l'MD quando io viaggiavo e passavo dei mesi fuori all'estero, quindi oggigiorno non potrei andare più fuori, effettivamente. Allora, Fausto Lama, mi saluti Big Riccium che ci fate nei piedi, ah sì, mi sono uscito pure prima, che non è stato capace di leggere, sta comunque ti saluto Big Riccium e te fede nei piedi, questo mi dispiace, però Fausto Lama, e se lo sa lui lo saprà bene.
Capisco 5 gradi, c'era assaggia i Break Biscuits Caramel all'MD, alias Twix Pazzotto, che già l'ho già assaggiata, dice sono buone, cioè sono buone, frate, no, perché mi mangiano un Twix solo 3 e quindi non so più distinguere il gusto, no, dell'originalità del Twix, però poi mangi questi pezzotti di Twix e dice sono buoni, in dolcezza ci vai sempre, garanti, però come gusto iniziale si possono andare. Allora, Mario Cantone dice: messaggi di Facebook durante la live non mancano mai. Sì, no, oggi c'è da un po' meno. Di solito si sempre un po' cazzo. Diciamo, oggi c'è da calmare, meglio così. Shake 45 Fabri si lari in dei motti sto paziendo un limbo con parodie si lari in dei motti vabbè. Sì voglio ci volesse 20 persone voglio stare da che le cose volesse fare no? Ci volesse 20 persone però non è facile siamo due o tre a fare i video si malente si buccia un po' di tempo però piano piano facciamo tutti i video facciamo i video Lorenzo De Angelis, ma poi gelato alla Ciocconut, qua gelato alla gelato di Beppe, sì, ma anche lui, se poi gelato a Ciocconut c'è quelli di Beppe, ovviamente. Beppe Domina è una marca all'MT. Vale Catanzaro, no, oggi penso a Vale Catanzaro. Maria Tramontano, c'è comunque uno che se la gioca qua alla pari l'MD e l'Idol. E mo dicino parecchie ore, e mi hanno segnalato anche un altro supermercato, cioè supermercato, c'è un parolone, supermercato, un altro discount, che si chiama non mi ricordo, però me l'hanno segnalato parecchie volte. Marco è non male, tipo Easy Cola, cioè Easy, sai, tipo la cazzo che lo dici facile, non lo so. Però mi hanno segnalato si chiama Penny Market. Poi non lo so se voi lo conoscete, o qualcuno oggi me l'ha detto, infatti anche un altro ragazzo, con su Penny Market, facciamo capire se usa video che visto che qualcuno che sta scena belle e buone, su Penny Market vuole tallonare un po' e vabbè, comunque torniamo, fai, ma mettere il bomba sotto e vabbè. Games Punks Station, Franchino ti vorrei chiedere se un giorno fare la parodia di Mertens. Ma che significa la parodia di Mertens? No, non lo penso proprio no, per carità. Vale Catanzaro, Sim 8, Sim 7, 8 con tutti i bambini. Francesco 5 gradi, ne pure lui che pasca un chilo a artigiano a livello pasquale, Dardir, allora c'era un corso pratico di commenti, se premi F3 ti esce una barra di ricerca, puoi scrivere una parola dell'ultimo commento e premere invio, ti uscirà la parola evidenziata. Ci vedo anche un cazzo, ma ti ringrazio per questa tua cosa, ma io mostra così scritto tu, ma l'ha già legge, ma l'ha già concentrato, quindi non è mo, perché caso mai dici che a a Facebook, ma sì, l'ha già 5 secondi. Che youtuber Matteo, perché non fai venire Beppe, no, Beppe se in diretta mai, così a diretta quindi direttamente rimane una serie animali che a me per esempio mi dice voglio bene ma mi fa venire proprio l'ansia Giuseppe in culo Opelli sta facendo un ruoto a casetto già c'è stato 3 o 4 hai capito questi si partono dalle province per ma a Napoli ne facciamo voglio, mo siamo un esercito di noi abbastanza numerosi mi raccomando signor mi raccomando, Sandra Seneschi Penny Market, armiamoci di coconut e cose varie e diamo la scelta che non possiamo fare entrare lì. No, voglio stare qua a usare Penny Market, a me è piaciuto, a 3 4 già bravo, è molto bravo. Vabbè, comunque Vittorio Naciglio, ce lo fanno piacere, saluta Mariano Usciupa, vabbè, dai, ma pure la lo saluto, la femmina, che mi ricordo il soprannome. Marco Lolai, c'è quale prodotto secondo te migliore dell'MD e qual è il peggiore? Guarda, non lo so, guarda, il peggiore sicuramente, guarda, su pazzia, a Casato Colo, cioè a Casato Colo, io ve l'ho detto anche l'altra volta, tengo 2 bottiglie di Casato Colo perché faccio video da busto dell'MD a casa mia, non si beve nessuno, perché fa schifo, però non si può bere. Stranamente, perché poi quella è la piccolina, si può ancora bere, ma che si rosso, io non si può bere, quindi forse la Casato, per me, forse è uno dei peggiori prodotti dell'MD, ma non lo so, poi ci sta quella in meno, cioè, il migliore, ma non so, ci dice la cioccolata, parlando sempre di no, non so, c'è un migliore uguale, ci stanno le cose buone, vero? Ci sta. Allora, sì, Papoci,
Aspetta, mo scrivo uno per cosa qua. Ora mi vedete? Lasciarci connessione di merda. Commento è troppo breve, quindi molti chi dai molti a girare perché sto ritrovando a collegarmi. No, niente, sto a collegarmi, no. Voglio il programma, ci va tutto con due penny, clicca sul simbolo della web, voglio magari già fu pratica, mi dà che sto collegato, voglio, ma che sto collegato, non sono mica sto collegato, il simbolo della web qua, 79, che cazzo è? Si è attivato, poi, voglio come vedi, morito allora, a posto, ti sento solo, sì, eccoti, mamma, sentito morito, voglio, ok, Gianni mi sento solo, a posto, eccoti, va, a posto, siamo verità, a posto, ci sei mancato, per ma pure a me mi siete mancato, sono stati un attimo avete temuto che mi fosse mangiato il computer, che è una cosa anche abbastanza plausibile, perché mi fa, ma anche se c'era, stando qui a parlare con voi, mi passa, si sta bene. In un dovego, Games Fans Station. Sì, in realtà poi ti senti e metti vedi, meno male. Comunque alla fine, vabbè, stiamo quasi per finire, comunque mi penso a 50 euro, se sono chiuso ovviamente, perché si pensavano che erano venuto, vabbè. Comunque effettivamente mi sto guardando, e la webcam effettivamente veramente mi ci ha abbronzato un po', mi fa piacere, ma pure la barba mi fa, pare che sto già abbronzato, ma alla fine c'è un po' parucerino, no? Tengo la capa rossa, poi, e posto, comunque erano giorni migliori nei quali ci riuscimmo ad abbronzare come Dio comanda. Vedo l'audio e sento l'immagine a posto. Salvo Sibilo ci sta. Gianni Omega sei, sei bellissimo. Mario Cantone c'è un minuti di recupero. Sì, ci saranno i minuti. Vediamo l'arbitro quanti ne 5 minuti di recupero, dice l'arbitro, e quindi a posto. Sta. Si vede Fabio, te ne aiuto con chi parte non saluto. Sì, no, mi sarebbe molto dispiaciuto lasciarvi senza salutarvi perché dicevate che una live caruta, no? Quindi non mi sarebbe piaciuto fare questo finale così improvviso. Ma purtroppo si parla soli, chissà quanto tempo che ci parla soli. Vabbè, ma sono cose che purtroppo capitano da si facciamo live. Poi parlando male della Telecom prima, io se ci hanno sentito, qualcuno della Telecom ci sta sentendo, ha detto, ma sì, mo qualche tempo, e mo dai magari la linea, e mi hanno fatto vedere. Vabbè, a scuola Martuscino, ce li voglio recuperare, comunque fai una cosa, va a pigliare a casa dopo le bevi di 10 bicchieri di dell'altro, per farti perdonare, mi fai venire un diabete, mi fai perché una sostanza zuccherata, quando sfiata, ancora più schifo, giustamente anche la coca fa schifo quando sfiata, figuriamoci a casa donata, diventa proprio, a casa donata, cioè ci fatto un mix tra cioccolato e casadona e casadona, ci sto perdendo la capo, perché sto perdendo la capo, l'MD, Salvatore Cimmino, nel frattempo ho trovato il pezzotto dell'MD e dell'LD, il tuo D, addirittura, ma qua mi sta dando dei colpi forti, stasera non so se reggo, perché dopo il Penny Market, si sono aperti tre nella provincia di Caserta, dopo aver saputo questa cosa del Penny Market che ci stanno la cosa, ci sta pure il tuo qua ci stanno a Scremo, qua ci hanno organizzato un esercito, dobbiamo organizzare un esercito che così si fottono io, il primato, su tutti che ci abbiamo, comunque, Pasquale Sbattusci, la Gigavizzi stai studiando a storia, ma non è normale che tu stai studiando a storia mentre ti vita a me, cioè veramente in una casa caruta. Gennaio di Costanzo, sì, sì, a Gigavizzi fatto che mi stai cenando, la quarta volta mi diceva che Carlino te lo sa male in capo, ma sì, lo so, con lui, lo so, a Gigavizzi. Mentre Francesca Mitrano all'improvviso dice amo le capre, quando non sa perché hai fatto, voglio tra pochissimo vado via, voglio leggere gli ultimi commenti perché poi mi va a cambiare veramente perché ma poi c'è sfattata lampada in questi 2 minuti, quindi è proprio l'ultima cosa che farei, spendere i soldi delle lampade, non lo faremo. Amo le capre, iniziate da bocca. Sì, Mario Cantone, casato latte, crea coca al gusto cioccolato, c'era messo
sto quasi casa donato non so per c'è il Omega, ma pure se le metti l'hai comprato te l'hanno regalato, no? Oggi l'hai scattato, lo fa capire come... Cioè io investo quando faccio i video, vabbè un euro, questo mi aiuta a cattare, ci sto ma ci accattare assolutamente, ci fa sto video, e quindi l'ho comprata. E ho scattato pure il casato colo, cioè qua ci 5 euro fare lui, un video mi è venuto a costare 5 euro, no 5 euro, ne esagero, ma busto ne euro, ma, pensate 2 euro, credo, e stiamo a 3. La cioccolata pure a giocata che poi si è vista proprio, non si vedeva proprio in due video, ne deve come 4,50 a fare i due video, tra l'altro, però contento che è riuscito, e vabbè, grandi produzioni, no? 5 euro di produzione, adesso si è bloccato il PC a te, Genere Costa, non so se tu mi si è bloccato una volta, c'è la sorte, credo di no, spero di no, non so, cioè, no, ma a me si è bloccato, io ci sto ancora qua, io mi vedo. Sì, no, mo vengo, ok. Ma poi Cimino, facevo solo mia cucina Maddi, no, la grande Maddi, come no, Maddi Cimino, c'è te, no, no, io saluto anzi, Maddi Cimino, guarda, che è una delle prime, perché io me lo ricordo, che ma se c'è parodie, delle prime parodie, Maddi Cimino, ma se non dalla prima, ma ricordo, Maddi Cimino sempre seguito, sempre visto i video, sempre condiviso, sempre schiatta di sempre commentato, guarda, Maddi Cimino è una delle prime, me la ricordo bene. Ferruccio Scogna, la carta igienica, le metti ti resta azzicato in culo, sì, ma lei pure è vero, è vero, è vero. Kerif Tacian, lui saluto a Kerif che trasdice l'11 manga vide e non ne faccio l'assaggio di Casato Colla, It Lorenzo De Angelis, no, non lo faccio. Poi ma già lasciato, già a mangiare perché veramente già a mangiare, pure già saluto a mia moglie che è venuta in 9 mesi già live e quindi questo è quando io, come al solito una grande oretta passata insieme a voi come sempre ci faccio pure risata mi facete fare a me forse vi faccio fare pure io a voi non lo so perché non mi sentono l'altro e niente io questo è qua ci vediamo lunedì prossimo poi con cada strusatella in settimana la pubblichiamo con live con cada strusatella così e niente io vi saluto voglio bene saluto sempre tutti quelli che si vedono avanti dopo voglio bene, lo sanno già che li saluto sempre. E niente, che se quando io un bacio, vi auguro una bella cacata in processo con la cioccolata. E questo è quando poi non lo trovo. E intanto parlo, eccolo qua, sta cava. Ma saluto, un bacio, buona serata, buonanotte, buon lavoro per domani a chi va a fatica e buona scuola pure per chi va a scuola. Mamma.